Ciao ragazzi, allora, tradizioni, storie vere, sapori, ovvero gli ingredienti del mio canale YouTube. Oggi vi parlo delle tradizioni. Che si tratti di riti, di usanze o di feste popolari, quello che a me piace fare è andare a scoprire le radici di quel contesto lì e soprattutto ricordare la memoria di un mondo antico che magari ai nostri giorni è scomparso, non c'è più, che però conserva dei valori che vanno raccontati. Perché mi piace farlo? Perché parto sempre da una convinzione che ogni tanto ripeto nei miei video, ovvero che il futuro sta nelle tradizioni, che non significa, attenzione, che se si parla di un lavoro che non c'è più o di un'usanza ormai obsoleta oppure di cibi che un tempo erano pura sopravvivenza ma che oggi sono diventati prelibatezza, non significa che si stava meglio quando si stava peggio. Non è questo il concetto che voglio far passare. Io credo invece che ricordare significhi avere una guida, un riferimento per le scelte che facciamo anche oggi nella vita di tutti i giorni. Per questo quando faccio vedere ad esempio le feste di paese cerco di andare proprio all'origine, alle radici di quella ricorrenza e spesso tutto si traduce, si risolve nella volontà, nel desiderio della gente di ritrovarsi, di parlare, di socializzare attorno ad un evento o a un prodotto, a ritrovare cioè quel senso di comunità e di appartenenza che rappresenta un valore dal quale secondo me è sempre meglio non allontanarsi. Anche perché, diciamocelo francamente, spesso si tratta di cose veramente buone. E allora vi chiedo solo tanto di fare una cosa: iscrivetevi al mio canale YouTube, azionate la campanella così resterete sempre aggiornati su quello che faccio, tradizioni comprese. Vi aspetto qui.